Come scegliere la scuola giusta per i propri figli, come orientarsi nel mondo del lavoro, ce lo siamo chiesti in molti, ma oggi c'è un festival, si chiama Vi Orienta a Vicenza, il primo che si propone di aiutare giovani, studenti e famiglie nella scelta dell'indirizzo migliore, quello più giusto per le esigenze di tutti. A sostenere l'evento anche la Fondazione delle Banche di Credito Cooperativo della provincia di Vicenza. Cosa si aspetta il mercato del lavoro dai ragazzi che escono dal tuo istituto? Beh, sicuramente che abbiano delle basi e la nostra scuola è molto preparata a livello anche di diritto ed economia e si può, ampliare il proprio studio anche attraverso esperienze pratiche. Noi abbiamo fatto per esempio una settimana al tribunale e abbiamo potuto assistere anche a diversi processi, abbiamo capito come lavorano gli avvocati, come sono gestiti anche i vari tempi del lavoro, quindi sicuramente che ci sia una buona base. Quali sono le domande che ti vengono fatte di più in questi giorni? Se si studia molto, se c'è educazione fisica, la matematica, com'è la matematica, le lingue, se c'è una buona preparazione a livello linguistico, la competenza dei professori e se è difficile come scuola. Un ragazzo che esce dal vostro indirizzo, cosa può andare a fare effettivamente? Allora, diciamo che assume delle competenze per quanto riguarda la programmazione del PLC, in questo caso qui una stazione automatizzata di movimentazione, oppure per quanto riguarda l'indirizzo delle materie plastiche, tutte le tecnologie che riguardano lo stampaggio iniezione, quindi anche se facciamo mente locale nelle aziende varie presenti nel nostro territorio, tutto ciò che riguarda la stampa e iniezione e lo sviluppo delle materie plastiche. Direttore, sono state coinvolte molte realtà vicentine per questa edizione. Qual è il senso di questa partecipazione? Ma il senso che volevamo e che abbiamo ottenuto è quello di coinvolgere l'intero territorio vicentino. Anche il fatto che la fondazione che voi rappresentate, che è così diffusa nel territorio, in qualche modo dia il senso e il significato di quello che volevamo fare, cioè mettere intorno alla stessa piazza le scuole di tutto il territorio. La risposta è stata confortante. L'impressione è che le scuole hanno preso possesso della fiera, ma l'invasione è della gente che spontaneamente è venuta a confrontarsi in una sola occasione, in uno spazio relativamente contenuto, può incontrare tutte le scuole che il panorama vicentino offre. Il mondo del wellness, del fitness va molto di moda. Cosa consigliare ai giovani che vogliono approcciarsi a questo tipo di indirizzo? La cosa che possiamo consigliare ai ragazzi è di prendersi cura delle altre persone, perché loro, i ragazzi poi alla scuola Victory, imparano proprio a rapportarsi con le persone e a prendersi cura proprio della persona in toto, bellezza ma anche interiorità. Quali sono le loro paure? Le paure sono quelle di non essere in grado di farcela, di imparare tutto, le tecniche eccetera, invece no, ci siamo noi e glielo insegniamo. Professore, ma cosa consigliare ai ragazzi che in terza media devono scegliere poi l'indirizzo giusto per la loro vita? Seguire il proprio cuore è l'unica cosa e eliminare qualsiasi tipo di problematiche che magari si può fare, ad esempio quella della distanza, dell'ambiente nuovo, magari ci sono dei ragazzi di terza media che non scelgono una scuola perché nessun amico ci va. L'unico consiglio che posso dare ai ragazzi è appunto seguire il cuore, le proprie passioni e scegliere la scuola in base a questo. Presidente, un'iniziativa vi orienta per aiutare i ragazzi a scegliere l'indirizzo giusto. Sì, e noi di fatto con questa iniziativa allunghiamo il nostro, la nostra visione del ruolo delle nostre banche nella collaborazione col mondo della scuola. Vi orienta a questo scopo e ha raggiunto con questa iniziativa anche quello che è l'obiettivo che avevamo già nelle nostre idee, cioè quello di definire meglio il percorso e dare quindi elementi utili ai ragazzi e alle famiglie per quantomeno iniziare a ragionare e pensare al futuro in modo concreto.
Cosa vi chiedono i ragazzi che in questi giorni appunto visitano Vi Orienta? Allora, diciamo che troviamo dei ragazzi un po' disorientati, però allo stesso tempo molto attratti dal nostro mondo. La nostra scuola insegna loro, diciamo, la progettazione, diciamo, dal disegno schematico alla progettazione in CAD fino alla vera e propria realizzazione, e quindi diciamo che riusciamo a dare un ciclo continuo dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo circa un 90% dei nostri ragazzi che alla fine dei 3 anni hanno già l'occupazione, dato che la nostra scuola è suddivisa, oltre alla teoria, ad attività di stage, dove i ragazzi fino al secondo anno possono studiare a scuola e anche a fare queste attività di stage in modo da essere introdotti già nel mondo del lavoro. A fare da cornice al festival ci sono stati nella 2 giorni 12 convegni che hanno riguardato l'incontro tra il mondo della scuola e il mondo dell'economia, cercando di fare sintesi, proponendo attraverso una ricerca che è stata realizzata dal dottor Luca Romano, tracciando quelli che sono i profili professionali che maggiormente le aziende del Vicentino ricercano, e quindi cercando di mandare un messaggio anche alle istituzioni per dire quali sono i corsi, i corsi di formazione, i corsi di scuola superiore che di più si potranno interfacciare nei prossimi anni con quelle che saranno le richieste del mondo della impresa. E poi incontri che hanno riguardato strettamente la scelta, e uno estremamente interessante che ha messo a confronto i professionisti dell'orientamento, cercando di far capire ai genitori quali sono gli errori da non commettere. Quali sono gli errori da non commettere? Gli errori da non commettere sono ad esempio quelli di una scelta che sia dettata dalle mode. L'errore è quello di seguire gli amici, l'errore è quello di seguire ciò che il genitore non è riuscito a fare nella sua vita, seguire troppo i consigli dei papà e delle mamme. L'errore può essere quello di ritenere che la scelta va fatta e poi si può correggerla con le cosiddette passerelle da un istituto all'altro. Ebbene, è quello uno strumento estremamente delicato, molto difficile. Qualche volta, l'abbiamo sentito dai convegni, è più intelligente perdere un anno che non condizionare 5 anni di studio. Preside, c'è tanto fermento attorno al cibo, all'enogastronomia, e un indirizzo proprio che fa al caso nostro. Sì, il nostro istituto, l'Istituto Professionale di F di Lonigo, nasce proprio con l'obiettivo di inserire nel mondo della ristorazione i nostri ragazzi. Sicuramente è necessario avere una propensione per l'ospitalità e anche per il lavoro manuale, mettere le mani in pasta, diciamo. Bisogna essere persone in un certo senso appassionate dell'accogliere, del preparare, del fare una cosa buona per qualcun altro.